Abbiamo iniziato un lavoro estremamente importante su un ambiente che sta cambiando notevolmente sia per tutti i cittadini in genere e anche per le imprese agricole. Dobbiamo proprio parlare di preoccupazioni perché il cambiamento climatico ci costringe per certi aspetti ad accelerare su determinate scelte. Bisogna continuare a impegnare molto in termini di investimenti e di studi attenti perché il clima sta cambiando in un modo preoccupante. Dobbiamo da un lato per la sicurezza idraulica pensare veramente a una programmazione di invasi sul territorio e aumentare indubbiamente anche il deflusso dell'acqua, guidarla in qualche modo proprio perché l'ambiente sia messo in sicurezza. Noi dobbiamo continuare ad insistere sulla trasformazione irrigua sul nostro territorio, per la natura che il nostro territorio ha, cioè noi abbiamo un territorio fortemente ghiaioso in molte zone dove c'è bisogno assolutamente di un'irrigazione costante nel periodo estivo e questo è solo ed esclusivamente possibile attraverso una disponibilità di acqua che viene sempre meno e perciò bisogna usarla in maniera sempre più attenta e parsimoniosa, cambiando il sistema di irrigazione, passare dallo storico sistema di irrigazione a scorrimento ad un'irrigazione a goccia, ad un'irrigazione a pioggia, dove si usa metà dell'acqua che normalmente si userebbe. Il 15 dicembre si votiamo lista numero 1 col diretti per il Piave. Mai come quest'anno dovremo dare con l'importanza che merita, che ha sempre meritato il Consorzio Bonifica e la gestione dell'acqua sul nostro territorio. Perciò abbiamo un appuntamento importante, straordinario, che non riguarda solo il mondo agricolo, ma riguarda tutti i cittadini e dobbiamo farlo con la consapevolezza che in questi ultimi anni la gestione che è stata data a questo consorzio è stata fatta con tutte quelle capacità tecniche e anche di visione che meritava. La continuità è fondamentale, dobbiamo dar seguito al lavoro che è stato fatto, agli investimenti che andranno fatti per cercare di anticipare e risolvere i problemi che abbiamo visto in questi anni. Ci sono stati tanti problemi che ci hanno afflitto, dal Covid in primis alla siccità del 22, al 23 e al 24 invece che abbiamo visto l'acqua sorgere e invadere i nostri territori e su questo la prevenzione è fondamentale, il Consorzio sta facendo e ha fatto tanto per ovviare questo problema e perciò la continuità è fondamentale. Perciò diamo alla lista 1 col diretti per il Piave quella forza e quel numero che ci serve per poter governare un comparto straordinario e fondamentale che è il mondo dell'acqua. Dobbiamo sapere che l'acqua è una fonte unica e straordinaria per poter gestire le nostre aziende agricole, ma anche il cittadino con il suo orto, con il suo giardino usufruisce di questo servizio e perciò diamo, ripeto, continuità a Amedeo Genolimento e chi in questi anni ha fatto di tutto per risolvere tanti problemi che siamo stati assillati nel nostro territorio.